Scenario assolutamente spettacolare quello offerto dalla seconda prova del CDS assoluto svoltosi in occasione della 24esima edizione del cross di Settimo di Pescantina nel Veronese. La neve infatti ha impreziosito la gara creando qualche difficoltà in più agli atleti. Un appuntamento importante che prepara i campionati italiani di società che saranno l'11 marzo a Correggio in provincia di Reggio Emilia. E quindi prepara tutte le società che vogliono partecipare a questo cross facendo una classifica qui, si ha la qualificazione per i campionati italiani di società. È la 24esima edizione, abbiamo cominciato nel 1988 con una gara regionale che era un campionato regionale di società anche allora, e da allora ogni anno abbiamo continuato a fare questo cross che ha preso un certo peso, ha gareggiato qui anche atleti azzurri, Longo per dire, Bobbato ed altri atleti di valore nazionale e internazionale, e quindi manteniamo questa tradizione. Classica con la neve, meravigliosa sotto un punto di vista, anche dalla parte degli atleti che abbiamo visti soddisfatti, difficile naturalmente. Noi come comitato siamo felici di fare questo tipo di esperienze, soprattutto gli atleti, anche con la neve, e quindi un cross fuori, anzi più che fuori, dentro ogni limite massimo delle capacità degli atleti. Il percorso era molto sconnesso e anche la neve lo rendeva ancora più difficoltoso e quindi la gara è stata molto più faticosa. Oggi ho provato a fare subito il mio ritmo per vedere un po' gli avversari come reagivano, e sono riuscito a staccarli e ho vinto la gara. Sempre in categoria allievi, tra le donne a spuntarla è stata Angelica Parodi dell'Atletica Mogliano. Pensavo andassero più veloci, perciò non mi aspettavo che partissero così. E dopo, visto che non c'era nessuno che andava, allora sono andata io. Il percorso era abbastanza difficile perché c'erano abbastanza salite e discese. E poi erano 3 km, quindi per me sono anche abbastanza. Però è stato bello, sì. Poi con la neve è stato divertente perché non avevo mai corso con la neve. Ma i protagonisti assoluti della giornata sono stati 2 atleti keniani dell'insieme New Foods Verona, società organizzatrice della gara. Entrambi si sono trovati perfettamente a loro agio sul percorso molto tecnico disegnato sui prati di Villa Bertoldi, nonostante la temperatura per loro non certo usuale. Macallà ha dominato il cross lungo tra gli uomini, mentre la Cep Korir ha preceduto la Zanatta nel corto. The race was good. It had some hilly. It's like just a home there in Kenya. Yes, but it was very cold because there's no snow in Kenya. Yes, I enjoyed the race. It was good. Emily è una maratoneta con un personale di 2 ore e 32 ottenuto a Nairobi, che tenterà di abbassare il 18 marzo in occasione della Maratona di Roma, e fino a maggio sarà in Italia, sperando che l'inverno passi in fretta. I usually train in Kapsabet. Kapsabet is very warm, but this place is very cold because of the winter. But I hope as the time goes, because I will stay until May, maybe it will change. Right now, I see it's better. It's not like in the morning, because the sun is just there. It's shining. Nelle 8 gare della giornata il padovano Antonio Garavello, leader nel cross corto, è stato l'unico a bissare il successo della prova inaugurale di Vittorio Veneto. L'azzurrino Emilio Perco si è imposto tra gli juniores e il veronese Tommaso Biondani non ha avuto rivali tra gli allievi.